attraverso assoluti limiti mondiali, mentre vedete che Paola Pigni è in grado di prodursi in un allungo, supera l'olandese. Incitata e stimolata dal pubblico, Paola ora deve rintuzzare un attacco di Maria Gomers. Lottano spalla a spalla. Tre 25-6 ai 1200. Ed eccoci all'epilogo. Eccoci all'epilogo con Paola Pigni in testa, stringe i denti. L'olandese non sembra in grado di insidiare il suo successo. Vince nettamente Paola Pigni davanti alla Gomers, formidabile impresa. Attendiamo con impazienza il tempo registrato da Paola Pigni, che sicuramente è un tempo di grande valore, di grande importanza internazionale. Dovrebbe trattarsi del record mondiale. Record mondiale 4, 12 e 4, 2 secondi e 8 decimi. 2 secondi